Nuovo gioco e si va diretti. I've never been the tough guy. I used my brain, not my fists. In school, I printed fake movie tickets. Later, I ran a pay-to-park scam in a supermarket lot. It's not my fault people assumed a vest equals authority. I never said the parking wasn't free. I just gave them the opportunity to pay for it. As an adult, I sold fake tickets to a free concert. Yeah, people paid to attend something that costs nothing. Cioè noi rivendavamo Illegal, tutto. apparently. The judge had no sense of humor. Next stop, prison. Now I'm here in a jumpsuit, surrounded by guys who bench press refrigerators. Not my vibe. But I'm not planning to stay here for long. A buddy messaged me saying he has a plan to get me out of here. I just need tools, a few clever trades, and maybe a spoon. No violence, no chaos. Just one clean, smart escape. Solo una fuga pulita e intelligente. Prison Escape Simulator, signori. Benvenuto in prigione. I giorni hanno iniziato a confondersi e non puoi nemmeno giocare al tuo gioco preferito e guardare la tua serie preferita. È ora di andarsene da qui. Hai un piano per scappare, ma riuscirai a realizzarlo? Premi spazio per continuare. Eccoci qua. Nella nostra cella io ho i DPI che mi stanno uccidendo. Aspettate che devo... Ah, no. No. Posso abbassarlo da qua? Sensibilità mouse, abbassamelo un pochino. E aumentami un po' il FOVS. Dai. Madonna, quanto è piccolina. Vabbè, ci sta. Siamo comunque dei detenuti. Sia che hai piano. Posso saltare, tipo? Tempo sta andando avanti. Alle 12 c'è la pausa pranzo. Io cosa devo fare? C'è una lettera sul letto. E leggi. C'è un tunnel della metropolitana abbandonato sotto la prigione. Tutto ciò che devi fare per scappare e scavarci dentro. MB. Chi è MB? Marco Brambillascos. Classico nome italiano. Cosa devo fare? Posso prendere una sedia? E cosa c'è? Il tappeto. Tieni premuto E per arrotolare il tappeto. Arrotoliamo il tappeto. Ci sta il piastrellone. La sedia. E cosa devo? Spaccare le piastrelle. 1, 2, 3, 4, 5, 19. Ci siamo. Poggiamo la sedia. E cosa devo fare? Cosa... Cucchiaio. Il cucchiaio. È lunga, eh? È molto lunga col cucchiaio. È veramente lunga col cucchiaio. Ah, faccio. Che buchi faccio? Ma è tipo il cucchiaione quello da minestra gigante. Goloso. Cos'è? Chiave inglese. La posso usare tipo arma? Perché devo... No, aspetta. Perché devo rotolare subito il tappeto? Fammi scavare un pochino. Cos'è? Lattina. O io prendo, non si sa mai, ma che ci torna utile. Che cos'è? Accendino, con il teschio sopra, molto carino. Lì che cos'è? Punto esclamativo rosso, grosso punto esclamativo rosso, il nostro migliore amico. Cos'è questo? Una borraccia verde, bello. Livello di energia bassa, soltanto 50 di energia, raga. Sì, non posso scavare perché non ho più energia. Quindi cosa devo fare? Abbasso il tappeto. Lì rimane così? Anche se c'è il buco? Fantastico. Qui metto gli oggetti. Nascondi lo strumento sotto il letto. Ok. Prendi la terra. E dove la metto? Nel cesso? Ah, è per togliere le prove. E ora? Arriva la guardia. Tutto bene? Tutto a posto, fra. Sto golosissimo. Mazza, tu hai 17 di carta igienica per questo. Ah, tipo il baratto. È il barattolo. Accetta. Ah. Posso uscire già da così. Cosa c'è qui? Magazzino. Hai bisogno della chiave del magazzino. 30 secondi. Tu? Con 50 di carta igienica mi dai questo, lo zaino. Tu questo? Questo mi dai tu? E ho 100% di energia, golosissimo, subito. Tu? Oh, bella. 30. Ok, tu? 30 con la corda. Io rientro prima che la guardia mi trovi fuori. Anche io voglio fare l'energia, magari tipo migliora la mia stamina, aumento sempre di più. Sono dentro, tranquillo, sono dentro. Sto facendo il bravo. Sono bravissimo. E adesso è il momento di scavare. È arrivato quel momento. Dobbiamo arrivare. Abbiamo un minuto. Abbiamo un minutino. Dove ho messo il cucchiaio? Qua. Abbiamo un minuto prima che arrivi di nuovo la guardia. Facciamo orologio. Oh! Qui si apre. Com'è che si chiama? Razzi. Non l'orologiaio di Milano.
Qui stiamo uscendo tipo del Fate bene fratelli. Qui c'è qualcosa, qui c'è qualcosa, qui c'è qualcosa. Cos'è? Saponetta. Trovare una saponetta in prigione non è che mi faccia troppo piacere, eh? Eccola qui. Lo stivale è uno di quelli che era con la saponetta. 100-100. Già lo so, già me lo sento. Già lo percepisco alla fine che farò dentro questa cazzo di prigione. Già me la riconosco. Energia bassa. No, 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 no. Ma non posso tenere tipo nulla dentro lo zaino comunque. Mamma mia quanto è lenta a scavare. Piazza tutto. Tanto non posso fare nulla, ho finito. Ma è lunghissimo, metteremo un bordello. Nascondi questo. Nascondi questa. Ok. A posto. Signore portolaio, congeda la guardia. Che sono tipo il viceammiraglio della guardia. 20, mi dai 20 per questo, arriverei a 34. Posso negoziare? Ah, 100%. Se io te ne chiedo una in più, per esempio, no? Una, non tanto, una. Me dai una in più. Io così arrivo tipo a 35 e con 35 posso mangiare dal tipo lì e prendermi il carciofino qua, no? Tu mi dai il cibo con 5. Sì, e mi prendo la pala più grossa. La pala giocattolo, la pala del Playmobil. Pausa pranzo. Cosa si fa nella pausa pranzo? Nulla, credo. Non ho... Arriva la guardia. Non posso fare. Vendi oggetti alla guardia, 4 su 5. E me ne mancava uno, ma non avevo energia. Pausa pranzo. Quindi adesso cosa succederà? Posso evadere nella pausa pranzo? A lei apre tutte le celle, tipo la secondina. Ma mi fa ridere come loro arrivano e non riescono a vedere questa cosa qui. Cioè, la vedi palesemente. Pranzo, vai in mensa. Ci vado. Hey you. Ehi, You. Hey you. ma è il cesso d'oro! Ma è il cesso d'oro questo! Ho un lavoro per te. Ti pagherò $5. Ok, ok. Accetta la missione, portami una saponetta. Ma l'ho appena venduta. Ma l'ho appena venduta. E nulla. E cosa posso fare? Mi posso allenare. Mi posso allenare. 80 kg di carico, vai. Se preme spazio a ripetizione. Oh, due, vai, mi aumenta la stamina. Questo qui è golosissimo. Importantissimo. Fenomenale, sì. Cerchiamo di arrivare tipo a 60. Almeno abbiamo più 10. Così posso recuperare, no? Posso scavare di più. Inizia a essere faticoso, eh? Ah, ok. Non posso farlo, livello troppo basso. Troppo di da mangiare. Quanto mi darà? Non mi hai dato nulla. Però voglio arrivare a 60. Almeno a 60 ci devo arrivare. Ah, la mano! Ok, siamo a 60. Però non posso fare nulla. Abbiamo 30 secondi prima che finisca. Beh, tra 30 secondi si torna in cella, quindi già me ne vado in cella. Ma posso andare nelle celle degli altri? Tipo a rubare gli oggetti, che ne so. No, non si può. Solo nella mia posso entrare io. Sono la prima guardia che arriva, te lo giuro. Secco. Diretta proprio. Oh, lei è finito il pranzo finalmente. La guardia tornerà tra 15 secondi. Aspettiamo che arrivi la guardia. Ok, stanno tornando tutti. 3, 2, la vedo. Sei lì. Eccoti là. Hai chiuso là in fondo. Tutto bene? Tutto a posto, frate. Prendi carta igienica. Dammi sta carta igienica, droppamela. Che... Oh, sei? Mi lasci pure 30 secondi? Tu vieni qua immediatamente, ho bisogno di cibo. Immediatamente. Cosa mi dai? Yogurtino. Me lo accetto molto volentieri. Tu cosa mi dai? Il mestolo! Però 50. E gli altri ancora sono così. Cos'è questa? Corda? Così potrebbe essere utile. Più energia si scava di più. E lo zainetto. Ok. Magari non facciamoci beccare dalla guardia. Aspettiamo che ritorni. Ok. E mo? Si scava. E si scava velocemente pure. Prendi questo. Il buco è più grosso. Allora, io ho l'intenzione di scavare tipo tutto in modo tale da trovare più... Oh, saponetta! Ci ha perso la stellina. Stivale. Cos'è? Chiave inglese. Siamo a 4 su 5. Dai che facciamo il pieno. Eccola qui. Altra saponetta. Piazzo tutto. Ho ancora un minuto. Io scavo ancora. Sì. Sì, orologio. Più io ti vendo, più tu mi paghi. E più tu mi paghi, più io scavo. Più io scavo, più io scappo. Cosa c'è? Un binocolo.
Ma la mia domanda è tipo, non si accorgono, cioè non si chiedono da dove prendo io tutte ste robe? Cioè, uno normale, no? Cioè, scaviamo molto attentamente perché potrebbe essere molto importante, vedi, borraccia, ai lati soprattutto. Sì, così, un altro orologio, bello, altri 5. Dai che facciamo pesca grossa oggi. Cos'è? Un lucchetto. Almeno ti puoi mettere un bel lucchetto alle mutande e stasera non mi fai nulla, piccola guardia. Io già lo so cosa tu mi vorresti fare. Lo so carissimo, ma non mi avrai, stasera non mi avrai. Forse domani, ma non stasera. Scarichiamo tutta la terra e chiamiamo la guardia. Guardia! Guardia qua che ho tutto per lei. Mamma mia che battuta brutta. Non stai comunicando nulla, vero? Assolutamente. Che ti pare? Io? Oh, 56? Mi permetti di prendere il mestolo e il cibo. Dammene una in più. Così. Just for fun. Solo per l'amicizia. Solo per il divertimento, no? La goliardia, il nascere, il dolce far niente. Droppami immediatamente il mestolo. Non so cosa te ne fai di 50 rotoli di carta igienica. Spero ti devi pulire per bene il culo, fra, però. Però non mi piace chiamarli fra. Perché io non li conosco questi. Devo dargli tipo dei nomi. Allora, il tipo che mi dà le cose per scavare, perché ho visto che lui mi dà soltanto robe per scavare. Tipo Geremia, mi piace, è un nome da Geremia lui. Poi con la bandana proprio ci sta bene Geremia. Quello che mi dà il cibo lo chiamiamo tipo Tony, Chef Tony. Lui mi dava il cibo, sì, Geremia e Tony sono i nostri migliori amici in questo momento. Droppami il big mestolo, quanto posso scavare? Sì. Poi questi qui li diamo a Tony che ci prepara dei bei pasti, Yogurt e scarpone marcio. Golosissimo. Tiè, un altro bello scarpone marcio, siamo già a 5. Io però con la saponetta che, cioè, mi occupa un posto dentro lì e non posso neanche dropparla. Un altro scarpone, dove cazzo è? Sto per aprire un negozio di scarpe in prigione io. Un altro. Una pistola lanciarazzi. Ci facciamo mancare nulla, Un orologio. Cioè, ma io potrei aprire un business. Perché devo scappare? Posso aprire un business. Apro un business, cioè. Vendo utensili da campeggio, no? E scarponi, perciò tipo ditta di... Che cos'è? Una paperella di gomma. Questa qui con la saponetta. Ti diverti, sì che ti diverti. Grossa zuppetta. Qui cosa abbiamo? Nulla perché non ho più energia. Ma c'è un modo tipo per... Che? Ah, la corda! C'è tipo un modo per poter accumulare energia, a parte, vabbè, di livellare ancora di più l'energia? O no? È scomodo se no, È bello scomodo se no. Chiamiamo la guardia. Fai uno scambio per una borsa migliore. Io devo vedere anche le attività, le cose. 53, negozia. Tu me ne dai una in più, perché quel 54 mi fa veramente comodo. Sì. 57 totale. Ti lascio 30 secondi. Quanto costa? 50. Ok. Grosso zainetto, arriviamo a 10 e mi dai anche il cibo così posso ancora scavare. E Geremia, tu mi dai poi la pala. Però 55 di potenza, cioè è poco. È veramente poco, perché secondo il mestolo ci dà 50, questo qui ci darebbe solo 5 in più.